Coronavirus, cresce l'epidemia in Veneto, il governatore Zaia: stiamo preparando un piano Marshall per la sanità per far fronte al picco di ricoveri. Tra poco in studio il governatore. Scattano i protocolli di sicurezza a Cafoncello, dove un dirigente medico della ginecologia è risultato positivo al coronavirus. Sempre a Treviso si registra la prima guarigione, un under 50. Bar sfida il divieto di governo e viene chiuso dai vigili urbani in zona stazione a Treviso. Scattano le multe da 206 euro e la sospensione da parte della prefettura. Per l'intera giornata il sindaco di Treviso Conte e i volontari della protezione civile hanno effettuato i sopralluoghi in città, dal centro alla Restera. Appello alla responsabilità. Farmaci a domicilio per anziani non autosufficienti. Accordo tra Croce Rossa e Federfarma per la consegna delle medicine a chi è in isolamento. Gli eroi che combattono la battaglia contro il coronavirus nelle corsie, striscioni di ringraziamento davanti agli ospedali della Marca. Per contrastare l'emergenza, i carabinieri di Belluno lanciano un appello ai proprietari di seconde case in montagna perché non si spostino. Controlli per tutto il weekend. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale di Treviso. Dunque, tra poco sarà qui con noi il governatore Luca Zaia. Sono saliti intanto a 1318 i contagi positivi in nostra regione, una crescita di 269 casi rispetto alla rilevazione di ieri pomeriggio. Stiamo vivendo quello che speriamo possa essere il picco, ma le prossime settimane sono cruciali. 32 i decessi complessivi dall'inizio di questa emergenza, 308 i ricoverati in area non critica, 83 i pazienti in terapia intensiva, 2 in più rispetto alla precedente rilevazione. Così il governatore Zaia oggi durante la conferenza stampa, e alle 20 è atteso il nuovo bollettino. Da un lato abbiamo la necessità di ricavare spazi e quindi stiamo letteralmente preparando un piano, un piano Marshall se vogliamo definirlo così, contro il coronavirus. Dall'altro, in questo piano Marshall, in questo piano strategico del coronavirus, dall'altro abbiamo anche necessità di contingentare gli afflussi agli ospedali relativi ad alcune attività che si possono procrastinare. Un piano Marshall per la sanità veneta per far fronte ad una situazione di emergenza mai vista prima e che secondo le proiezioni degli algoritmi sulla crescita dell'epidemia potrebbe presto raggiungere livelli drammatici, anche perché, prosegue il Presidente, il dato dei contagiati è riferito solo alle persone sottoposte a tampone. Molti altri potrebbero essere asintomatici e contribuire alla diffusione del virus inconsapevolmente, di qui l'importanza di stare a casa. Probabilmente in molte famiglie del Veneto ci sono i positivi, sono asintomatici. Io auguro a tutti di restare asintomatici e di non saperlo mai che lo sono positivi e asintomatici, ma è bene che il contagio non si diffonda. Se ci diffondete il contagio alla velocità che abbiamo in proiezione nelle previsioni, svuotiamo gli ospedali, ma li svuotiamo dei pazienti che dovremmo curare per riempirli di pazienti coronavirus. E oltre un certo limite, cari veneti, care venete, non c'è più il punto di non ritorno, perché oltre il punto di non ritorno significa che non ci saranno più posti per curare i malati. Giusta dunque, secondo il governatore, l'ulteriore stretta del governo alle aperture di negozi ed attività per evitare ai cittadini occasioni di uscire, ed ancora l'appello a restare a casa e al senso di responsabilità di tutti. La verità è che questo virus manda le persone in terapia intensiva. E in terapia intensiva, mi spiace di essere duro, ci vanno le persone per essere intubate, cioè vuol dire che una macchina respira per i polmoni, perché i polmoni non ce la fanno più a respirare. Serve l'impegno di tutti, prosegue Zaia, che risponde anche ai medici di famiglia sulle difficoltà di rifornire tutti con mascherine. Addirittura una partita di 500.000 mascherine è arrivata allo snoganamento ed è letteralmente scomparsa, ha raccontato il governatore. C'è il mondo intero che sta chiedendo di comprare mascherine, camici, occhiali e guanti usa e getta. Però insomma, siamo in consegna, abbiamo avuto delle consegne anche questa notte, siamo in consegna. Ovviamente non riusciamo a riempire i magazzini ospedali, ma portiamo di volta in volta. Infine, l'appello ai donatori di sangue, perché la paura di questi giorni ha fatto calare in modo preoccupante le donazioni. Un appello lo faccio ai donatori di sangue e veramente di cuore vi chiedo di
metterlo in evidenza, non abbiano timori, i reparti sono in sicurezza e quindi vi chiedo veramente di fare un appello ai donatori perché si presentino per le donazioni, perché altrimenti andiamo in difficoltà. Saluto e ringrazio il governatore della Regione Veneto Luca Zai, grazie Presidente per essere con noi. Allora, abbiamo detto come ci comunicano le fonti ufficiali che il prossimo bollettino sarà alle 20, quindi attendiamo, a meno che lei non ci possa aiutare su questo. No, vi posso già anticipare, adesso il bollettino sarà molto più preciso, che abbiamo passato abbondantemente 1300 persone positive. Siamo a 32 decessi, se non ricordo male, 32 persone hanno perso la vita, e siamo ormai a un centinaio di persone in terapia intensiva. La curva si sta impennando come previsto, è una curva che viene fuori dalle previsioni che abbiamo dei modelli matematici e ci dice ogni giorno. Devo dire che fino ad oggi la previsione degli esperti di statistica, di matematica, non si è mai discostata molto dalla realtà. Questo ci preoccupa perché vuol dire che se si continuasse a confermare la curva vuol dire che tutti gli interventi che stiamo facendo, anche con i comportamenti e il rispetto delle misure restrittive, vuol dire che non sono state rispettate fino in fondo, perché altrimenti si modifica. Volevo dirle che l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che sospenderanno gli accertamenti, si ricorda quello che lei disse qua l'altra... Qualcuno ha detto che cercavo la polemica. Senta, ma se mi viene detto da commercianti che ci sono i controlli durante queste giornate, dico, se c'è qualche disonesto non è che scappa, lo ritrovi anche fra 2 o 3 mesi, ormai è tutto cartaceo, è tutto controllato, evitiamo di andare a fare controlli nelle aziende che sono ormai, come si può dire, ridotte al minimo, in ginocchio in questo momento, per cui direi evitiamo i controlli, poi le verifiche rispetto agli evasori o qualcuno che si è comportato male uno le può fare anche dopo, ma intanto cerchiamo di occuparci del coronavirus. Allora, l'Agenzia Italiana del Farmaco sta svolgendo gli approfondimenti, oggi ne abbiamo parlato col professor Crisanti in diretta, sul farmaco per l'artrite reumatoide, utilizzato in forma sperimentale a Napoli, sappiamo per alleviare le infezioni più gravi. Mi risulta che Padova, no? Stiamo facendo una sperimentazione, siamo stati autorizzati noi, il Sacco di Milano e lo Spallanzani di Roma a fare questa sperimentazione. Dovrebbe durare, secondo quello che si dice, 10 giorni, 15 giorni, e dovremo già capire sui pazienti che stiamo testando se funziona oppure no. Se funziona, abbiamo buone aspettative, vuol dire che abbiamo già una cura più definita contro il coronavirus e le patologie, e la patologia in generale, la sintomatologia che dà. Allora, Presidente, 2 cose, o sui trasporti se ci sono novità, e il piano Marshall che lei ha annunciato, cosa guardate, ci può dire? Allora, intanto devo dire che oggi ho annunciato, già questa mattina, ma l'ho detto anche ieri, tra le righe, basterebbe andare a vedere le mie dichiarazioni, che abbiamo delle misure ovviamente, e le presenteremo domani, rispetto a delle modifiche che faremo rispetto ad alcune attività che faremo negli ospedali. Noi non riusciamo a garantire le cure a tutti nella misura in cui vorremmo, per cui è giusto che alcune attività che, come si può dire, sono anche di messa in sicurezza dei cittadini, per dire, non so, l'accesso all'URP o altre robe del genere, sono una tutela per i cittadini, come la reggimentazione delle visite dei familiari ai ricoverati, oppure altre attività, diciamo, di prestazioni che verranno modificate cercando di non sconvolgere la vita dei cittadini, però la tranquillità di diffondere che gli ospedali restano aperti e per la cura ovviamente sarà sempre dedicata una corsia preferenziale alle persone che stanno effettivamente male e alle persone ovviamente in difficoltà. Le faccio un esempio, prima del coronavirus, le dico solo un esempio, 4.200-4.500 persone al giorno entravano nei pronto soccorso degli ospedali del Veneto. Ho visto i dati degli ultimi giorni, siamo a 1.200-1.300 persone al giorno. Quindi vuol dire... Hanno rispettato, poi anche lo stare a casa chiaramente aiuta. Sì, però insomma ai Veneti io continuo a dire, adesso come si dice, se fosse un viaggio in nave, una traversata, stiamo cominciando per trovare mare importante, ci sono le onde alte, sappiamo che la nave arriverà al porto di destinazione, sappiamo dove siamo partiti, sappiamo dove arriveremo, perché abbiamo la certezza che la nave arriva. Cerchiamo di non perdere equipaggio perché magari con le onde grandi non si faccia spazzare via dalle onde che arrivano sulla nave, o perché è imprudente non si mette i giubbotti di salvataggio, o perché è imprudente non sta sotto coperta e quindi vuole stare sul ponte a vedere le onde, ma le onde spazzano via tutto. Per dire cosa? Che il coronavirus è un mare in tempesta.
la nave è in grado di proteggerci, però bisogna rispettare le regole. Lei oggi ha chiarito una cosa, mi sembra almeno di aver intuito così, cioè non state pensando a strutture tipo padiglioni della fiera come la Lombardia per ampliare terapie intensive, perché no, ci fa tutto in ospedale comunque. Guardi, noi presenteremo un piano che abbiamo già pronto, abbiamo 400, mi si passi l'errore, 64 terapie intensive di base negli ospedali del Veneto. Sono diventate 498 mi pare, no? Cioè 494 per essere precisi, poi altre 123 che si sono andate ad aggiungere e poi un progetto che abbiamo di ampliamento importante. Ovvio che questi malati hanno bisogno di terapia intensiva, cioè di essere intubati, perché hanno bisogno di una macchina per respirare e qui stiamo parlando del 5% dei malati. Oggi abbiamo circa 320 malati in cura, dei quali un centinaio sono ovviamente in terapia intensiva. Quindi, poi abbiamo ovviamente le malattie infettive e la terapia semi-intensiva, dove non si va a intubare, ma si fa un'attività di assistenza respiratoria con l'ossigeno. Con la mascherina. Sì. Noi abbiamo comprato un sacco di attrezzature, poi mi lasci dire una roba però sulle mascherine. Anche abbiamo il CPAP, quindi abbiamo addirittura i caschi dove il paziente gli viene messo un casco e respira ossigeno in maniera molto più efficace per farlo tornare rapidamente. Come si dice in Veneto in qua, no? Cioè farlo tornare rapidamente in buona e perfetta forma. Insomma, stiamo facendo un sacco di attività. Abbiamo un magazzino. A me spiace che ci sia qualcuno, e posso garantire che verrà denunciato, che mette in giro sui social la notizia che le mascherine non ci sono perché la Regione Veneto non le ha comprate. Ecco, vuol dire essere dei delinquenti a dire queste robe. I delinquenti vanno denunciati perché si crea allarmismo nei cittadini. La verità è che mascherine sul mercato mondiale non ce ne sono. Le faccio un esempio: noi avevamo un carico in sdoganamento di 550.000 mascherine. Sa cosa è accaduto? È sparito, no? Ha detto oggi. Lo hanno venduto a 3 stati diversi, a noi e altre 2 realtà. Quindi lo abbiamo comprato in 3 e siamo stati fregati in 3. Chi ce le propone nel 90% dei casi vuole il pagamento anticipato del 100%, ma tu l'unica roba che sai di chi ce le propone è un numero di telefono che può rispondere dalla Nuova Zelanda, molto spesso dalla Thailandia, dalla Cina, da Sud America. Noi adesso stiamo distribuendo mascherine che sono arrivate da più paesi, stiamo distribuendo oltre 500.000 mascherine, adesso ne arrivano sempre, ma insomma i numeri sarebbero molto più importanti e vengono dall'America Latina. Non CE, ma autorizzate dal Ministero della Salute per essere utilizzate, e sono mascherine chirurgiche. Chirurgiche, quindi quelle verdi per intenderci, che sono in realtà quelle meno efficaci, però si dice. Meno efficaci, diciamo una roba concreta, che la mascherina ci serve per mettere in sicurezza gli operatori. Ovvio è che c'è tutta una gamma di efficacia delle mascherine, c'è la 3M, la PFF3, la PFF2 e poi la chirurgica. Però è pur vero che la mascherina chirurgica non è comunque una barriera da poco. Se poi vogliamo star lì a disquisire sulle certificazioni, la soluzione migliore è lo scafandro da palombaro, dove con gli occhiali. Lo dico perché siamo in emergenza, ai medici di base e in particolar modo gli ospedalieri, a chi fa queste attività va riconosciuta tutta il mio applauso e il mio ringraziamento, però siamo tutti in prima linea, questo è poco ma sicuro. Oggi abbiamo sentito sindacati, lavoratori, chiunque, adesso le giro alcune delle domande, le preoccupazioni che sono arrivate in redazione nella giornata di oggi. Una di queste è, ovviamente insistono perché si chiudano anche le aziende. Questo è un dato di fatto. Domani alle 14 abbiamo già una riunione organizzata, saranno presenti i miei 2 assessori, l'assessore Marcato alle attività produttive, quindi colui che si occupa delle imprese, delle partite IVA, l'assessore Donazzan per il mondo del lavoro. Sono già stato contattato da alcune parti sociali per queste attività, vediamo di capire quali possono essere le misure e quale potrebbe essere il punto di incontro. Noi ci troviamo ad applicare leggi. Voglio ricordare che la Regione comunque, anche se volesse, non può chiudere le aziende, perché per legge non lo possiamo fare noi, ma lo deve fare il governo con un decreto. E se non altro perché il decreto accompagna le misure economiche poi per gli aiuti. Ad esempio verrà approvata la cassa integrazione in deroga da un dipendente in su, quindi anche il negozio può chiedere o l'ufficio può chiedere questo.
Guardi, la mia idea è questa, che vedo molte aziende che chiudono autonomamente, perché non è vietato chiudere. Altre hanno necessità strategica di restare aperte, diciamocelo fino in fondo, chi fa biomedicale o chi si occupa di alimentare e di conseguenza chi fa trasporti deve servire queste prime due grossi rami di azienda, perché dobbiamo garantire il cibo nei supermercati, dobbiamo garantire i farmaci e tutti i dispositivi biomedicali al mondo della sanità e ai cittadini, quindi hanno bisogno anche dei trasporti. Dall'altro però voglio anche ricordare che poi abbiamo un nuovo problema che si sta presentando, che di fatto le frontiere sono chiuse. Quando tu leggi che al Brennero per uscire dall'Italia, uscire al valico, trovi 40 km di coda, è inutile che ci dicono che Schengen è aperto, che le frontiere non sono più aperte. Cioè l'Italia viene vissuta come la Cina quando c'era Wuhan, e questa è una porcheria, perché l'Europa è latitante, tutti gli stati europei hanno il coronavirus, la Germania ce l'ha da un mese prima di noi, il problema è che noi siamo stati diligenti a applicare le linee guida e quindi andiamo a cercare i positivi, facciamo gli isolamenti, denunciamo e dichiariamo i morti. Guardi, mi permetto di dire una roba, forse qualcuno... A differenza della Germania magari qualche settimana. No, immagino. Però non vuole mi fare permetto di dire una cosa, noi abbiamo 30 decessi. 32 in teoria, no? Gli ultimi allora, sì. lasciamo perdere che la stragrande maggioranza erano cittadini purtroppo che avevano malati cronici con altre patologie. Non so se in tutti i paesi avrebbero denunciato 30 decessi in occasione del coronavirus, perché con tranquillità gran parte di questi decessi magari qualcun altro li avrebbe catalogati con altre patologie. E probabilmente è accaduto anche a noi prima di conoscere questo problema, che magari avessimo avuto... piccoli polmoniti? Magari abbiamo avuto coronavirus e non ce ne siamo accorti, perché comunque non c'erano linee guida per andare a cercare il coronavirus. È spaventato? No, io sono preoccupato della salute dei veneti. I veneti debbono sapere che la prima cura al coronavirus, al di là del farmaco che speriamo che funzioni, al di là della sanità che ad oggi tiene, e tutto, debbono sapere che la prima cura siamo noi veneti. Se rispettiamo le regole, stiamo isolati, stiamo a casa, evitiamo di uscire se non per motivi eccezionali, se la buttiamo in bisboccia finisce che io non riesco più a garantire i letti in ospedale a un malato normale che ha bisogno di essere curato. Ma con quella conferenza stampa, io ripeto, io non ho mai visto... Ma guardi, i veneti esprimersi in quella maniera, lei ha svuotato le strade con quello, è fondamentale. Però... Se si sono svuotate grazie a me vuol dire che ho raggiunto il risultato, perché la gente deve stare a casa. Si dice sempre che gli amministratori devono assumersi responsabilità, io dico sempre quello che penso, i veneti mi conoscono, anche quando non fa piacere. Non faceva piacere chiudere il carnevale, quanti mi hanno criticato per la chiusura del carnevale? Si ricorda? Sì. Adesso sono gli stessi che predicano di chiudere tutto il mondo. Anzi, di dire anche di mettersi la mano sulla bocca. Sì, lo so, però di lei dicono che lei non voleva più la zona rossa Padova-Treviso, questo gliel'ho già chiesto l'altra sera. Spieghiamo sta roba. Negli ultimi giorni sono stati 3 decreti. Quello che io ho contestato è stato quello nella quale il Veneto era diviso a metà. Aveva 3 province in zona rossa e tutto il resto zona bianca. Se lei riesce qua davanti a tutti a spiegarmi il senso scientifico del fatto che un cittadino da Treviso può tranquillamente uscire, andare a Belluno a far festa e poi torna a casa e torna in zona rossa, se lei mi dice che questo scientificamente sta in piedi, io le do un premio. No, ma infatti era chiaro. Tanto è vero che io ho sempre chiesto norme nazionali, dopo questo decreto è arrivato il primo che ha esteso la zona rossa a tutta Italia, vi ricordo, e dopo è arrivato il decreto di ieri che estende non solo la zona rossa ma chiude le attività commerciali e dà restrizioni, chiusura dei bar, dei ristoranti. Senta, in Lombardia accogliamo altri pazienti? Oltre i 2 o 3 mi pare che avesse detto abbiamo a livello nazionale un sistema di smistamento delle terapie, il cross. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi va in crisi, tipo la Lombardia, deve avere spazi in altre regioni. Si è deciso, anche su mia proposta mi permetto di dire, che prima si mandano questi pazienti in regioni non in emergenza, quindi non da noi e dall'Emilia Romagna. 2, i pazienti che debbono uscire, trovo sensato, non debbono essere coronavirus. Ci portiamo a casa un politraumatizzato che ha avuto un incidente stradale, ci possiamo portare a casa in carico, noi ne abbiamo 2 peraltro, un paio di pazienti ce li abbiamo
Infartuati, no? Infartuati, ictus e altre minestre del genere, altre cose del genere, ma spostare pazienti Covid. No, ma quello senz'altro. Ma anche perché non sappiamo, perché se fosse vero che il virus muta, se ci portiamo a casa un paziente dalla Sicilia, magari rischia che ci portiamo a casa una mutazione. Il professor e Palù viceversa. dice che è stabile, non capiamo perché sia così aggressivo nei confronti degli italiani, ma gli italiani, le statistiche oltre il 5-6% di mortalità è perché noi abbiamo fatto molti... Guardi, noi abbiamo registrato molti. Guardi, diciamocela fino in fondo, il professor Palù è un luminare, guardi, ma sul serio è un luminare. Sul serio, noi in Veneto abbiamo veramente un luminare, che è il professor Palù, che fra l'altro ha fatto scuola e adesso insegna anche negli Stati Uniti, da quel che so. Fra l'altro è un veneto, è un trevigiano. Però vorrei dire una roba, ci sono due atteggiamenti del coronavirus, lo dico ai terapiatisti, a tutti quelli che hanno le strategie, no? E i complottisti. O si fa come abbiamo fatto noi, e c'è qualcuno che dice ma perché tanti così in Italia? Ce li cerchiamo, andiamo a isolare e facciamo in modo di avere pochi morti, oppure si sta sulla porta dell'ospedale ad aspettare che arrivino i malati. Un paese può aver fortuna che ne arrivano pochi, ma che moriranno. Un paese può essere sfortunato e si ritrova una decimazione. Siccome noi non vogliamo arrivare a giocare alla sorte con la vita dei cittadini, abbiamo scelto la via, quella ufficiale, di aiutarli fin da subito. Allora, tenendo questo piano Marshall, diciamo, di riorganizzazione degli ospedali, ecco. Trasporti, mi sembra di aver capito anche oggi con il suo assessore De Berti che per esempio i casi Venezia alle 5 del mattino quell'autobus sovraffollato non ci saranno più perché ci saranno altre linee che magari durante la giornata sono meno sfruttate. Abbiamo delle linee e vuote. altro? Guardi, la bacchetta magica non c'era nessun avarino, ma i cittadini penso che con questa emergenza hanno capito. Cioè la sfera della verità, i premi Nobel li troviamo solo sui social. Vabbè, guardi, sicuro. Ecco, sì. li troviamo solo sui social. Qui si sta discutendo della salute dei cittadini, si fa l'impossibile, ma noi non abbiamo il pulsante per spegnere la luce del sole o per accendere il sole. Dobbiamo aspettare sempre che ci sia il ciclo delle giornate con l'alba, il tramonto e così via. Allora, una marea di qui adesso, per dire che noi siamo davanti alla natura, rendiamoci conto di questo. Esattamente, e speriamo davvero nel caldo. Allora, Massimo, tra gli altri, salve noi corrieri che non portiamo beni di prima necessità, 80 o 100 persone ogni giorno, dovremmo avere il timore e il diritto di stare a casa senza avere paura di infettare in primis famiglie e poi gli altri, poi i lavoratori... qui è stato chiesto addirittura, sono senza mascherina in alcune aziende e addirittura è stato chiesto di fare straordinarie. Ma guardi, partiamo da un presupposto. È chiaro che sono tutte domande puntuali. Un po' no, ma però si può rispondere a tutti. Partiamo da un presupposto, che tutti i cittadini, a prescindere che la loro attività o vita sociale sia negata o autorizzata dal decreto del governo, a prescindere che possano andare a fare una roba o non la faccio, tutti devono avere la garanzia di vivere e operare in sicurezza. Quindi se uno mi dice è utile la mia attività che faccio il trasportatore e ho un sacco di gente attorno a me, no, perché ci devono essere distanze di sicurezza, l'arieggiamento e tutto il tema dei dispositivi. E dove non è possibile si usi la mascherina, ha detto Borrelli, certo, oggi, no? E così anche sul posto. Il tema della mascherina, la mascherina non fa male, Quantomeno che se tutti portassimo la mascherina, i positivi asintomatici eviterebbero di contagiare. Il problema è che le mascherine non si trovano. Tanto è vero che noi adesso stiamo lavorando a un progetto che abbiamo, a dirle la verità, realizzato. Cioè? Un progetto per una mascherina. Azienda del territorio, no? Sì, per una mascherina, però tutto è fermo perché dobbiamo farci autorizzare il materiale, perché siamo nel paese nel quale se uno si mette sta roba, non posso descriverla perché sennò ci fa capire. Ecco. O da dove proviene. E gli viene la dermatite, è quasi un paese nel quale basta andare dall'avvocato e siccome nessuno vuole grane vogliono l'autorizzazione sui materiali. Pensavo l'acquisto tramite Consip, che già è stata una polemica. No, guarda, noi siamo arrivati a un punto che siamo in grado anche di produrre, però siamo fermi per questo motivo qui. Nell'arco quindi di qualche ora? No, noi abbiamo già il materiale. Cioè avete già iniziato a produrlo? Però abbiamo il problema delle autorizzazioni. Abbiamo corso talmente tanto in questi 4-5 giorni che siamo già a un buon punto per un dispositivo che secondo me è una buona idea. Cioè le mascherine, se avete capito, mascherine della regione. No, infatti lo dico io. Si sta pensando a produrre, già prodotte o comunque distribuire mascherine della regione Veneto. La faccio semplice, poi lei non mi darà ragione, però è così. Dunque, aeroporti per lei vanno chiusi? Ormai?
Ma guardi, queste sono decisioni che rispettano Roma, va bene. Che si devono prendere. Guardi, diciamo una cosa, che se vuole che le dica l'osservazione che fanno i lavoratori, hanno ragione se non sono messi in sicurezza. Se vuole che le dica quanti veneti chiamano arrabbiati, che piangono perché non riescono più a rientrare, noi abbiamo famiglie ferme alle Canarie, abbiamo famiglie ferme in Germania, cioè non ci sono più i voli per rientrare, o meglio, c'è tutto un problema per riuscire a rientrare, le ambasciate sono tutte in fibrillazione, cioè rendiamoci conto che noi qui, cioè, insomma, è la terra più bella del mondo, ma quelli che ci guardano da fuori ci vedono veramente come gli appestati. Sì. E quando qualcuno fa le battutine perché ho detto ci vogliono gli influencer, ve lo ridico, che finita questa storia bisogna andare negli Stati Uniti e chiedere agli opinion leader o influencer tipo Oprah Winfrey, cioè quelli che quando dicono io vado in vacanza a Jesolo, tutti vanno in vacanza a Jesolo, tutti gli americani vanno lì perché ci va lei. E a Londra andremo da David Beckham piuttosto che da Harry e Meghan, mi faccia sparare nomi. E così accade, è come se, insomma, perché ora Meghan hanno bisogno di introiti, diciamo. Le faccio un esempio così rende l'idea a chi non ha ancora capito, come se il Papa dicesse dove va in vacanza, di certo, cioè, per quelli che credono, per tutto il popolo dei credenti, significa che è un posto dove andare, no? O se Ronaldo dicesse vado in vacanza a Caorle quest'anno. Senta, mi ha colpito, oltre alla conferenza di stampa ieri, lei ha detto per chi crede preghi. L'ha detto oggi in conferenza stampa. Ognuno poi si appella al suo credo, no? Ci sono gli atei, ci sono quelli c'è i buddisti, i musulmani, i cattolici, i cristiani in generale, gli ortodossi, insomma, gli induisti. Ognuno pregherà il suo Dio, però è pur vero che qui noi abbiamo bisogno della scienza, della coscienza, di una buona dose di fortuna, perché Ho Chi Minh diceva, adesso cito Ho Chi Minh, qua si apre, lo dico perché è una citazione che spesso si ricorda, Ho Chi Minh, che è stato il dittatore vietnamita, diceva che se ti entra una tigre in casa, prima di affrontarla apri una finestra che se ne va da sola. Poi capisce, c'è sempre questo elemento, il muro di Berlino, tutti hanno pensato per anni come faremmo a far cadere il muro di Berlino. Alla fine il 9 novembre del 1989 dei ragazzi poco più che diciottenni si sono arrampicati sul muro e da lì cade il muro di Berlino. E speriamo che questo virus, come è arrivato, se ne vada. Esatto, prendo la finestra, oltre all'intervento già che stiamo facendo. Di certo è una tigre, è molto complicato. I cinesi ci aiutano? Ma guardi, io dei cinesi dovrei non parlarne neanche più perché ogni volta che li cito viene fuori una polemica. Però dico che oggi si sono resi disponibili la comunità cinese a darci una mano, ci sono offerte di mandare materiali, ancora non l'ho visto, ma se ce ne mandano ben volentieri, a caval donato non si guarda in bocca, però non posso accettare che qualcuno metta in dubbio delle evidenze scientifiche, perché va bene che siamo nel paese del politically correct, che bisogna sempre far finta di non vedere la realtà, ma noi abbiamo avuto la SARS nel 2003, l'aviaria nel 2006 e il coronavirus nel 2019, tutte e tre origini cinesi. La cinese nel 2009. Io non ce l'ho con i cinesi, parlo scientificamente di quello che... E queste tre epidemie, SARS, aviaria e coronavirus, sono avvenute tutte e tre con un salto di specie. Cosa significa scientificamente? Che il virus è passato dall'animale all'uomo, di mezzo c'è stato ad esempio, un altro animale, sulla vicenda del coronavirus, l'ospite primario è il pipistrello, l'ospite intermedio è il pagolino, che è un formichiere, un piccolo mammifero che viene allevato, che vive in maniera selvatica, e l'ospite finale è l'uomo. Mi fermo qua. Punto. Chiaro. La domanda è se rientra nel menù, diciamo... No, guardi, vabbè. No, perché ogni volta... Ho capito. Se uno deve parlare scientificamente ed essere ogni volta frainteso, la finiamo... ho capito. Invece di andare dal medico, andate dallo stregone, che lo stregone vi cura, perché se vi piace sentire i discorsi e le pacche sulle spalle, non andate dai medici, andate dallo stregone o dal cartomante che vi dà sempre ragione e vi dice che va tutto bene. Le hanno raccontato l'esercitazione? Mi perdoni, sì. E senza generalizzare, perché la comunità cinese è una comunità per bene, che ha buoni rapporti con noi, però non possiamo anche evitare di dire le evidenze scientifiche, perché Einaudi diceva conoscere per deliberare. Noi possiamo conoscere per curare la malattia oppure no?
questo punto non so se viola la privacy, ma sa, ne abbiamo decine di domande. Prego. Quanti cinesi sono contagiati nella nostra regione? Ah, non glielo so dire. Senta, anche i militari potranno fermare i cittadini per controllare se rispettano le disposizioni previste dai decreti per l'emergenza coronavirus. Lo ribadisce la circolare del Viminale, quindi anche i militari che in queste ore vengono impiegati potranno avere questo ruolo. C'è molta gente inquietata che mi manda foto di colonne di militari. Ecco, io volevo arrivare a questo, cioè l'esercitazione insieme agli americani, l'esercitazione Ma non glielo so dire. Ci sono le peggiori ricostruzioni, oggi noi abbiamo spiegato. Io penso che ci sia anche tanta gente che non ha niente da fare tutto il giorno, vabbè che adesso c'è anche bisogno stati in casa, però ci sono i militari, per carità, io non ho alcuna informazione, ho visto anch'io queste foto. Diciamo invece una cosa, che se qualcuno si fa beccare in giro dalle pattuglie, dal militare che ferma, dai vigili, da quello che è, sappia che è penale. Sappia che è penale. Non è una multa per divieto di sosta, penale vuol dire che si viene denunciati, perché il reato è un reato grave, è quello di disattendere una sorta, fra virgolette, di coprifuoco che viene data per finalità sanitarie. Lo dico perché qualcuno magari eroicamente non pensi di dire vabbè, o farmi un giro in macchina intanto prendo aria. A me spiace che non si possa fare questo, però se i cittadini ci danno un attimo di, come si può dire, di fiducia, si fidino, state a casa, non andate in giro. È un'altra roba, siccome l'ho sentito da qualcuno, non organizzate le cene condominiali o coi parenti perché abitano vicino, arrivano a piedi. Queste robe qua sono il metodo migliore per diffondere il contagio. Voglio ricordare due dati, domani mattina alle 11 dunque il Premier con alcuni ministri avrà riunione con sindacati e Mattarella, l'Unione Europea solidarizzi e non ostacoli l'Italia, è un flash adesso in questo momento. Beh, benvenuto, Capo dello Stato. Benvenuto, guardi, da quanti giorni è che vi dico che è vergognosa l'Unione Europea? Ma a voi sembra normale che l'Italia venga lasciata da sola e che addirittura si faccia passare l'idea che il confine d'Europa finisce dove inizia l'Italia? Ma vi sembra normale che tutti gli Stati europei, isola di Cipro compresa, 2 giorni fa ha avuto i primi tutti gli Stati europei hanno il coronavirus, la Germania ha chiuso le scuole in Westfalia in un territorio da 10 milioni di abitanti, ha i morti, così la Spagna, mi sembra che la Spagna abbia già 3.000 contagiati, così la Francia, e ne viene fuori che l'Unione Europea, che manteniamo noi con i soldi delle nostre tasse, non fa nulla? Neanche il coordinamento sanitario in Unione Europea, ognuno fa da sé, cioè noi abbiamo fatto 22.000 tamponi, penso che abbiamo superato tutti gli Stati europei, ma a lei sembra normale sta roba? Però Presidente, che noi abbiamo chiuso diciamo, per essere sicuri, quindi ogni Stato si chiude per pensare a sé. Ma non mi risulta che facciano polizie sanitarie, regole di polizia sanitaria, come si dice tecnicamente, a tutela dei loro cittadini. Allora, senta, ha chiamato, credo sia la stessa ragazza, 26 anni, Elisa, che dice che lei crede di avere i sintomi, ha chiamato il medico di base, le dice, cioè le ha prescritto il tampone, ma non la sta chiamando nessuno, ho molti contatti, anche mia mamma lavora in casa di riposo, mio marito al supermercato, eccetera, eccetera. Ma scusa, il medico... Allora, il medico ha prescritto il tampone, sì. Bene, lei deve aver contattato quindi il medico. A questo punto che ULSS è questa? Io credo che sia Treviso, adesso qua non ho dato altri dettagli. Questa signora di che ULSS è? Non me l'ha scritto. Si faccia dare gli estremi, verificheremo, però a noi risulta insomma, che la catena di comando... Padova mi dice, Padova, in tempo reale. Bisogna capire anche quando, provi a chiedere quando ha avuto... Tanto la sente, risponde in diretta sulla pagina Facebook Antena. Se ci dice quando ha avuto la prescrizione per il tampone, l'orario e quando, magari ci facciamo anche un'idea, perché il tampone non è che si faccia immediatamente, visto e considerato la mole di attività che dobbiamo fare. Primo invio ieri tramite il medico, quindi evidentemente il medico ha allertato ieri e ancora non ha... Comunque il suo riferimento al medico di base. Il medico di base ha la reperibilità telefonica, non serve che esca, è in grado di organizzare e seguire questa vicenda. Vabbè, questo è importante. Ci aiuta a capire... Oggi con Crisanti abbiamo spiegato un pochino, cioè voi andate a caccia degli asintomatici, che è una cosa... Il professor Crisanti intanto doveva tornare a casa da Londra perché... Era in auto oggi, almeno l'abbiamo beccato mezza strada, credo stava arrivando. È da 4-5 giorni che tenta di farsi dare il permesso per tornare indietro dalle prefetture. Detto questo, poi presenteremo un progetto, che è un progetto articolato, che va spiegato per bene, ma è quello di andare con un sistema un po' non a casaccio, ma con dei criteri epidemiologici a cercare gli eventuali focolai in maniera tale
da riuscire a isolare più casi positivi possibile. Sembra quasi un'impresa, cioè è come pensare di svuotare il mare con un secchio, no? Però ce la possiamo fare, perché questo non è un mare, è un laghetto circoscritto, sappiamo che l'acqua è lì e finisce, è quella l'acqua, non è un'acqua che comunque si rigenera da una fonte. E quindi abbiamo un bacino di cittadini, sappiamo che in questo bacino dobbiamo intercettare più focolai possibili, con tutta una serie di modalità e insomma di discriminanti che non sto qui a spiegare. Ce ne sono una marea, gli addetti all'assistenza domiciliare, che cosa dobbiamo fare, chi fa le consegne, chi lavora ai supermercati, ma questo ne abbiamo già parlato tante volte anche. Se volete tenere le fabbriche aperte fate i tamponi a tutti gli operai, ci scrive Margherita. Se volete, lo deve dire a qualcun altro, chiaro, non a me, perché ricordo che la competenza sulle scuole e le fabbriche è dello Stato. Me lo dico semplicemente non per chiamarmi fuori, semplicemente perché bisogna anche che i cittadini capiscano quali sono i loro interlocutori e non è uno scaricabarile. Se abbiamo fatto le battaglie per l'autonomia, scusi se fai un piccolo cameo, è perché io ad esempio tutti questi giorni mi chiedono ma quante le tenete chiuse le scuole? Ma le scuole non è che le chiudiamo noi, le scuole vengono chiuse con un decreto del Presidente del Consiglio, anzi del Governo. Cioè, è la legge che lo prevede, il personale delle scuole non è il nostro personale. Oggi un cittadino mi chiede perché mandiamo a lavorare il personale delle scuole, non è materia nostra. Sì, perché l'abbiamo ricevuta molte volte questa domanda anche noi. Sì, però lei ha visto questo andamento delle decisioni anche da parte di Roma, quindi prima si fa una cosa, poi in realtà si chiude di più, poi si cambia, cioè è diventato a macchia di leopardo, poi adesso è tutto intero. Ma adesso intanto uniforme, guarda adesso che è uniforme. Non è poco. Sì, però lei crede che durerà 15 giorni questo intervento o si farà qualcosa di più? Perché... Ma intanto fino al 25 abbiamo la stabilità, fino al 25 di marzo di questo DPCM, può solo che inasprirsi ma non alleggerirsi. E le posso garantire per i modelli matematici che abbiamo noi, gli algoritmi, che dal 25 marzo la situazione non è in discesa ma è in salita. Quindi il picco? Ma guarda, se la foto di oggi ha giustificato il provvedimento di oggi, la foto del 25 marzo giustificherà provvedimenti ancora più aggressivi, che sia chiaro, il 25 marzo noi non siamo assolutamente, nei nostri modelli noi il picco lo raggiungiamo a metà aprile, il 15 aprile, questo è quello che ci danno i modelli, quindi se qualcuno pensa che il 25 marzo sia risolta la partita, vuol dire che non si è capito di cosa stiamo parlando. Quindi dobbiamo aspettarci bisogna, qualcosa di purtroppo, peggio, sa, quando si fanno i vaccini a scuola si studiano, cioè è la scelta di un popolo di convivere con la malattia. Stavolta non è la scelta del popolo di convivere con la malattia, ma dobbiamo convivere. E alla fine tutti quelli che saranno contagiati e non avranno, ovviamente guariranno e saranno la stragrande maggioranza, molti dei quali non si ammaleranno neanche mai, saranno immunizzati, cioè avranno la formazione degli anticorpi. Speriamo questo, perché neanche su questo poi c'è certezza. In alcuni casi qualcuno ha ripreso il coronavirus. No? Ma sì, vabbè, però è anche vero che poi c'è una costruzione del vaccino, si dice che in 14 mesi lo potremo avere, quindi il prossimo anno lo si potrà avere, una parte di popolazione immunizzata ci sarà già, una reazione anticorpale per quanto minimale, avendo un virus che viene da un salto di specie, quindi non è un virus umano, comunque ci sarà. E poi guardi, deve parlare con personaggi come il professor Palù, il professor Crisanti, chi si intende di virus, in particolar modo il professor Palù che li ha studiati tutta la vita e sono in grado di spiegarvi bene questa cosa. Le leggo la seconda parte del messaggio fin qui arrivato del Capo dello Stato. L'Italia sta attraversando una condizione difficile, la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i paesi dell'Unione Europea. Si attende quindi a buon diritto, quantomeno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l'azione, messaggio all'Unione Europea, è quanto afferma in una nota il Presidente della Repubblica Mattarella. Guardi, ma se uno vede la frontiera di secondo livello della Slovenia con i massi... Sì, ma anche Basovica, oggi abbiamo mostrato tutti... Esatto, o vede Brennero con 40 km di coda, prendiamone atto, Mattarella sta uscendo semplicemente per questo motivo, prendiamo atto che Schengen è sospeso, siamo tornati alle frontiere. C'è qualcuno che ha ancora dubbi? Allora, quando lo dicevamo noi di chiudere le frontiere, dicevamo che eravamo razzisti e che era tutta una roba strana. Oggi noi siamo letteralmente con le frontiere chiuse, ma dagli altri. Esatto. Cioè, il risultato è lo stesso, solo che la mossa l'hanno fatto gli altri e non noi. Però, ho detto molto chiaramente, Presidente, poi immagino dobbiamo lasciare il 12 marzo, 13 giorni, con la scadenza di questo ultimo DPCM fin qui, ma da lì in poi sarà veramente il momento duro fino a metà aprile. Guardi, i veneti penso che mi conoscano bene, sanno che non ho mai
menato discorsi, ho fatto discorsi da politico, ho sempre detto come stanno le robe. I nostri modelli ad oggi, se tutti non rispetteranno le regole, se non ci sarà un lavoro di squadra, se non avremo quella dose di fortuna che ci vuole in queste cose, se non cambia il giro del vento, del fumo, noi il picco di casino ce l'abbiamo al 15 di aprile. Quindi adesso vuol dire che siamo solo in rampa di lancio. Al 15 di aprile qualcuno ha detto, Zaia ha detto una boiata, come fanno a esserci 2 milioni di contagiati? Ma io ve lo ripeto, il modello ci dà 2.140.000. Oggi non è che ne abbiamo 1.300, abbiamo 1.300 casi positivi trovati col tampone, ma io e lei potremmo essere positivi e asintomatici. Tanto è vero che stiamo distanti, non ci siamo dati la mano questa sera, non ce la daremo mai finché non sarà ed è almeno 10 giorni che non ci diamo scomparso il coronavirus, è così. Macron chiude scuola e università in Francia a partire da lunedì, un take dance di adesso. L'avevamo detto, no? Una settimana fa. Palù aveva detto che la trasera Ring, tutta Europa dovrebbe adottare quello che stiamo facendo noi. Secondo voi la borsa perde il 16% oggi, che è una roba che neanche... Mai dal 1998. Ecco, se succede una roba così vuol dire che c'è anche qualcuno che ha ragione in giro, no? E capisce che sta succedendo qualcosa. Se poi c'è qualcuno che vuole fare, come ripeto, il complottista, il terapiatista e pensare che sia sempre una storia della politica, queste robe qua, ci vedremo in ospedale, cosa vuole che le dica io? Se non state a casa, speriamo di no. ci svuotate gli ospedali, ma in senso opposto, nel senso che non potremo più curare tutti i cittadini. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Grazie davvero. Vediamo la situazione nella Marca, l'allerta massima al reparto di ginecologia e il Cafoncello. Vediamo il servizio. È un personale medico dirigente che ovviamente nel lavoro è stato a contatto anche con altre persone in generale, quindi adesso stiamo anche verificando la fonte del contagio, però io vorrei dire state tranquilli perché stiamo facendo tutte le operazioni di controllo che servono per garantire sicurezza al personale e sicurezza all'utente. La conferma arriva nella massima trasparenza dal direttore generale Benazzi. Del resto il nuovo allarme riguarda uno dei reparti più delicati, quello di ginecologia. Qui lavorava il dirigente medico risultato positivo al Covid-19 e qui sono scattati i protocolli per individuare le persone entrate in contatto con il professionista, colleghi e utenti. Intanto l'ultimo decesso registrato nelle ultime 24 ore nella Marca riguarda ancora una volta un soggetto anziano con un quadro clinico complesso. Purtroppo questa situazione fa parte del gruppo di persone anziane con pluripatologie e quindi di conseguenza il Covid si è aggiunto ed è stato un po' anche il Covid un fattore importante che ha portato poi al decesso della persona. Resta sotto controllo il focolaio nella zona di Conegliano mentre è stato concluso il trasferimento dei degenti della geriatria del Cafoncello, il primo cluster in terra di Marca. Diversi pazienti sono stati trasferiti in un'ala dedicata del centro servizi Civitas Vite di Vedelago e c'è anche una buona notizia perché ha lasciato l'unità operativa di terapia intensiva dell'ospedale di Treviso un paziente under 50, tra i primi a essere ricoverati all'inizio dell'emergenza. L'uomo indirettamente collegato al cluster di geriatria si è negativizzato al Covid e visto il miglioramento delle sue condizioni è stato trasferito in un altro reparto. Treviso rimangono gli stessi pazienti in terapia intensiva, uno è stato dimesso oggi, in una situazione abbastanza tranquilla, diciamo sotto controllo, stiamo in attesa e vediamo cosa succederà nel tempo ovviamente. Continuano le attestazioni di stima, gratitudine e sostegno al personale di ospedali e strutture di cura della Marca dopo quello comparso l'altra notte davanti all'ospedale di Conegliano che aveva commosso per sua stessa ammissione anche il direttore generale Francesco Benazzi. Nella notte appena trascorsa ne sono stati appesi altri che ringraziano gli operatori sanitari eroi del Cafoncello di Treviso, del San Giacomo di Castelfranco Veneto e della casa di riposo di Vedelago. Proseguiamo con il resto delle notizie. 6 denunciati nella serata di ieri da parte dei carabinieri di Vittorio Veneto per inosservanza dei provvedimenti del governo per il contrasto del coronavirus. Un 55enne e un 24enne di Cordignano, sorpresi a Colleumberto, hanno riferito che erano in giro per l'acquisto di una bici. Immediata la denuncia e la sanzione per entrambi. Poche ore più tardi a Col San Martino sono state fermate altre 4 persone tra i 37 e i 59 anni che si trovavano all'esterno di un bar a Moriago della Battaglia. Identificati sono stati tutti denunciati per essere in circolazione appunto senza motivo e per non aver rispettato il divieto di assembramento.
E poi ancora i controlli nella Marca per il rispetto del decreto, polizia locale in azione a Treviso, questa mattina è stato chiuso un bar, vediamo. Abbiamo sorpreso un bar che fa anche funzioni da tabaccheria vicino alla stazione aperto. Stava vendendo sia tabacchi che soprattutto effettuando servizio al bar. Ciò non è possibile, è stato quindi sanzionato e chiuso immediatamente. Adesso si procederà per violazione dell'articolo 650 del Codice Penale con un'ammenda da 206 euro e un provvedimento di sospensione da parte della Prefettura. Insomma, il messaggio è chiaro: con il decreto del governo che ha imposto una stretta sulle attività commerciali non si scherza e la polizia locale è in prima fila per imporne il rispetto. I controlli continueranno naturalmente per far rispettare questo decreto. Ribadisco che la ratio del decreto è rimanere a casa, quindi l'invito che stiamo facendo tutti è di rimanere assolutamente a casa. Non a caso il sindaco ha deciso anche la chiusura dei parchi e verificheremo che all'interno dei parchi non ci sia nessuno. Polizia locale che da giorni è alle prese con richieste di ogni tipo, alcune decisamente particolari. Qualcuno chiede di avere un permesso per guidare con la patente scaduta, cosa che non sarebbe possibile né adesso né prima. Ci sono persone che chiedono se possono ad esempio andare a prendere del vino in un paese vicino. Questo non è possibile. Ricordo che possiamo spostarci solo per motivi di lavoro, per motivi di salute, per motivi di vera necessità. In tutto questo non sono di per sé vietate le passeggiate, ma anche qui la polizia locale dà un'interpretazione di buon senso in linea con le disposizioni di regione e comune. Se l'uscita è finalizzata all'attività motoria, questo è possibile. Naturalmente questo dice la legge, l'invito che facciamo è comunque di rimanere a casa. Si può fare attività motoria mantenendo 1 metro, però ribadisco che l'ideale è non uscire di casa. Resta un altro nodo, quello delle autocertificazioni per gli spostamenti. Su questo punto il comandante fa chiarezza. Portare con sé l'autocertificazione è preferibile, nel senso che si può partire già da casa con questa certificazione che basta scaricare da qualsiasi sito istituzionale e compilare a casa. Però nessun problema, nel momento in cui una persona venga fermata e non ha il certificato a portata di mano, a questo punto l'organo di polizia consegnerà il certificato da compilare in quella situazione. A seguito dell'emanazione delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, la Questura di Treviso e gli uffici delle specialità della Polizia di Stato hanno attivato i controlli ai mezzi, alle persone e alle attività, in particolare nelle principali vie di comunicazione, oltre che nei centri abitati. I controlli saranno intensificati con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Padova e con l'impiego di pattuglie aggiuntive della Questura operante sui vari turni. Durante i controlli per l'osservanza dei divieti di spostamento viene anche ritirato il modulo compilato con la nota autocertificazione, vengono anche effettuate verifiche sulle disposizioni inerenti all'osservanza dei divieti da parte degli esercizi pubblici e quelli commerciali. A Treviso, intanto, accanto ai vigili urbani, agli agenti di polizia locale è sceso anche il sindaco Mario Conte, sopralluogo lungo la Restera. Gli uomini della protezione civile sono arrivati anche in Restera per monitorare la situazione, far rispettare le distanze e sconsigliare passeggiate, un modo per sostenere le forze dell'ordine in queste ore chiamate a monitorare l'attuazione del nuovo decreto governativo e punire comportamenti scorretti. L'avviso del comune è stato affidato anche a diversi cartelli: state a casa, il refrain. In ronda per tutta la giornata con vigili urbani e volontari anche il sindaco Mario Conte, che da domenica sta invitando tutti i trevigiani a usare il buon senso. C'è ancora qualche furbetto che più che furbetto è un irresponsabile, un incosciente. Non si rende conto del danno che può provocare nel continuare a mantenere aperta la propria attività, seppur il Ministero prevede la chiusura, oppure nel continuare ad aggregarsi in gruppo con altre persone. Oggi siamo chiamati tutti a un grande gesto di responsabilità. Resta una città che sta trattenendo il respiro in attesa di capire se i sacrifici serviranno. Strade e piazze si sono gradualmente svuotate. Mi viene da piangere veramente nel vedere la città deserta, una città fantasma, però vedo anche una città responsabile, la città consapevole che c'è un problema, una città consapevole che la stiamo gestendo nel migliore dei modi e che la situazione è abbastanza sotto controllo, ma che non va sottovalutata. Oggi dobbiamo ognuno di noi fare la nostra parte, dobbiamo ragionare da comunità e non da singoli, dobbiamo mettere da parte gli interessi personali e dobbiamo mettere al centro gli interessi dell'intera comunità. Continuiamo su Treviso perché le nuove restrizioni previste dal decreto calano di fatto la città
in una situazione davvero da serrande abbassate, la città che si ferma con molti negozi e grandi catene che avevano già preso ieri autonomamente la decisione di chiudere. Da stamattina si sono aggiunti bar, pizzerie, ristoranti, negozi di parrucchiera e centri estetici. Quelle che vedete sono le immagini che abbiamo raccolto proprio questa mattina. Aperti, secondo il decreto, tabacchi, lavanderie ed edicole, mentre oltre alle strutture sanitarie e alle aziende continuano a lavorare fornitori di altri servizi essenziali come gli idraulici, i meccanici, i benzinai e i servizi di pompe funebri. E chi tiene aperto invece sono i negozi di alimentari, un servizio fondamentale in questo momento in cui la paura è tanta. Allora noi siamo andati con le nostre telecamere in Viale Montegrappa, guardate. Cerchiamo di indirizzare il cliente a pezzature un po' più grandi in modo che durino qualche giorno in più, in modo che non ci sia l'esigenza di uscire tutte le mattine a prendere il pane. Chi rimane aperto non sono solo i supermercati, ma anche i negozi di alimentari di quartiere, piccoli punti vendita. Gel disinfettante, mascherine, ingressi scaglionati e poi prenotazioni al telefono, via email, anche consegne a domicilio che prevedano la merce di più botteghe, pane, carne e verdura, così che la spesa sotto casa possano continuare a farla anche quelli che si sono tappati nella propria abitazione. Noi stiamo lavorando per dare un servizio ai clienti e cerchiamo anche di prendere prenotazioni per telefonico o per WhatsApp in modo che il cliente non ha bisogno di fermarsi tanto in negozio e gli prepariamo già la spesa pronta per dare un servizio, per evitare che ci siano contatti, assembramenti di persone. Poi abbiamo limitato l'ingresso a massimo 2-3 persone perché comunque il negozio è abbastanza capiente e ai nostri dipendenti abbiamo fatto mettere i guanti e la mascherina in modo da essere più tutelati e di tutelare. Alcuni si sono resi disponibili anche per fare la consegna a domicilio. Più di 2 persone per negozio non possono entrare, in alcuni più piccoli solamente una. Questa è una scelta, abbiamo visto che i clienti l'hanno accettata, anzi l'hanno condivisa, sono molto attenti alle direttive che ha dato anche il Comune di Treviso e non solo. Negozianti che malgrado i timori e la tensione generale si sono dati come regola anche quella di continuare a sorridere, incoraggiare e dare buoni consigli alla clientela. Il consiglio che diamo noi è di fare la spesa magari agli abitudinari che venivano 1, 2, 3 volte alla settimana, di fare la spesa completa magari una volta alla settimana o 2 al massimo. E abbiamo notato che questo è stato l'accordo della clientela. Devono muoversi solo quando è necessario. Vedo che la gente comincia a comportarsi molto bene. Protocollo Federfarma e Croce Rossa, arriva una buona notizia per i trevigiani perché oggi è stato raggiunto un accordo che prevede la consegna dei farmaci a domicilio per anziani, persone non autosufficienti con sintomi da Covid-19. Nello specifico i destinatari sono persone con oltre 65 anni, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5. Bisognerà telefonare al numero verde 800 065 510 800 065 510, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E tra le tante chiusure chi resta in trincea sono le farmacie. Allora noi siamo andati a Ponte San Martino dove hanno adottato una tecnica per riuscire a rispettare ancora di più le norme di sicurezza sanitaria. Oltre alla distanza di 1 metro tra le persone c'è anche chi ha deciso di implementare le misure di sicurezza per gestire al meglio le emergenze e continuare ad offrire un servizio. Siamo alla farmacia di Ponte San Martino, alle porte della città. Sono loro in prima linea, dopo i medici al lavoro negli ospedali, i farmacisti, che spesso, oltre a servire i farmaci, regalano con poche parole anche una cura per l'anima, in un momento come questo in cui c'è bisogno di tante rassicurazioni. Continuano a chiedere sicuramente mascherine, disinfettanti per le mani, qualcuno ha anche cominciato a chiedere occhiali protettivi. Purtroppo scarseggiano, le mascherine non ci sono, noi non riusciamo a procurarle. Le mascherine non bastano, ma soprattutto quello che in molti ignorano è che quelle acquistate ed utilizzate tecnicamente sono monouso. Le mascherine hanno durata, io adesso non so dirle, però poche ore, insomma, quindi si possono usare se uno va all'ospedale che deve fare una visita, deve andare dal dentista,
andare a fare la spesa, ma hanno una durata limitata. Chi lavora dietro al bancone conferma che la precauzione più grande che si possa prendere è quella di rimanere a casa. Gli effetti del nuovo decreto e della massiccia campagna di comunicazione di massa messa in campo dalla Regione si stanno già vedendo. Sì, sicuramente c'è meno gente. Ho fatto l'altra sera, ho fatto il turno l'altra sera, lunedì sera, cioè alle 8 c'era un silenzio impressionante. Ha capito, rispettano i turni, le distanze, sì. Sono bravi, cioè ognuno deve fare la sua piccola parte. Allora si può andare avanti e sperare di sconfiggere questa brutta bestia. Ed ora una piccola iniezione di fiducia, guardate questo lenzuolo, l'ha dipinto una mamma con 4 bambini, siamo presso una famiglia di Sant'Angelo di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Ci teniamo a distanza. Giusto, di 1 metro almeno. Ho visto che ha messo fuori, perché? Il cartello, sì, abbiamo messo ieri uno striscione con i bambini, ci siamo un po' divertiti a creare questo messaggio di speranza, un po' per intrattenerli e un po' per diffondere un messaggio positivo. Ecco, visto che anche un po' nei social, ho visto che anche altri hanno aderito a questa iniziativa e mi sembra bella anche per i bambini, intendo. Vedo che si è messa anche una margherita sull'orecchio. Sì, mio figlio non mi ero neanche resa conto. L'ho trovata in giardino, si può stare in giardino solamente, per cui l'ha trovata e me l'ha portata. Cercate di essere positivi, insomma. Assolutamente, sì. Lei cosa ha raccontato ai bambini di questa storia? Cioè come la stanno vivendo e soprattutto come state cercando di spiegargliela? Beh, sicuramente abbiamo detto la verità, per quanto possa essere possibile, nel senso che effettivamente i bambini capiscono da bambini. E, da un lato abbiamo anche utilizzato i vari social, le varie vignette o comunque i video interessanti che c'erano per bambini e cerchiamo giorno per giorno anche di intrattenerli in qualche modo. Il messaggio sicuramente è: stiamo a casa, stiamo in famiglia, godiamoci questa famiglia che abbiamo e approfittiamone per fare cose che anche non avremmo mai fatto. E poi come ha scritto? Sicuramente andrà tutto bene. Come andrà? Andrà tutto bene! Grazie. Notizie da Belluno tra pochissimo. È una macchina che sta lavorando con dedizione e impegno, quella dell'ULSS 1, Dolomiti. Il numero dei casi positivi continua fortunatamente ad essere contenuto, ma non si abbassa la guardia. La parola d'ordine "io resto a casa" sintetizza al meglio la situazione attuale. Occorre minimizzare i contatti per impedire il dilagare del contagio da Covid-19. Detto questo, spiega il direttore generale dell'ULSS Dolomiti, la vita sociale, culturale e sportiva deve trovare una giusta collocazione rispetto alla priorità massima che è la tutela della salute. La macchina sanitaria bellunese sta lavorando con impegno e dedizione. Adesso ci avviamo verso una rimodulazione di tutta una serie di servizi e di attività in modo tale da concentrare anche le forze nella prospettiva, diciamo, dei prossimi giorni, delle prossime settimane, per, diciamo, gestire anche un possibile incremento dell'afflusso dei genti. Nella quotidianità si riscontra una forte contrazione dell'afflusso al pronto soccorso degli ospedali bellunesi. I numeri alle 11 di oggi: 48 casi positivi, 12 persone ricoverate in area non critica, in maggioranza a San Martino di Belluno. L'appello ai cittadini. Mi sento di confermare, di rafforzare questo messaggio di attenzione e di responsabilità.
io ne farei proprio un tema di responsabilità verso se stessi e verso il prossimo. A livello istituzionale segnaliamo l'iniziativa del Comune di Belluno che attiverà da venerdì 13 marzo uno sportello telefonico di ascolto sociale per tutte le situazioni di bisogno collegate all'emergenza coronavirus. Il numero da contattare è lo 0437 91 3404, attivo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, da lunedì alla domenica. I cittadini potranno rivolgersi allo sportello telefonico per qualunque tipo di esigenza. Verranno dati supporto e aiuto attraverso il personale comunale, le assistenti sociali, i volontari di protezione civile, la polizia locale. Controlli a tappeto anche con l'ausilio dell'elicottero del 14° elinucleo Carabinieri e presidio della viabilità primaria e secondaria della provincia di Belluno, e quanto è stato messo in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale in collaborazione con le altre forze dell'ordine e il coordinamento della Prefettura per evitare che nel weekend i proprietari delle seconde case o chi crede di poter eludere l'obbligo di restare a casa si riversi nel bellunese. L'attività alle prime luci dell'alba si protrarrà per 72 ore. Il nuovo decreto per il contenimento della diffusione del coronavirus però non ferma chi ama andare a fare le passeggiate, e allora in via Feltre a Belluno stamattina abbiamo raccolto proprio i commenti della gente. Posso passeggiare ma non in luogo affollato. E lei adesso torna a casa? Torno a casa. Sono sottovalutate dalla gente che, come si vede, vanno in giro per la strada, chiacchierano. Via vai di un giorno normale stamattina in via Feltre, complice forse la presenza di negozi di generi alimentari, di un'edicola tabacchi, di una farmacia. Vedo che ci sono molti locali aperti comunque, anche al di là forse della necessità. Con le nuove regole come si vive? Allora, secondo me l'importante è poter accedere agli alimentari, alle farmacie, cioè ai servizi essenziali, e poi il resto dobbiamo rinunciare. Bisogna vedere anche il positivo. Siamo abituati molto bene, ma anche direi un poco male. E quindi se si riuscisse a capire che bisogna osservare le regole. Già, le regole sembrano non essere state comprese da tutti. I controlli rigorosi sono eseguiti lungo le strade di accesso alla città, ma in centro appaiono discreti, pur se numerose sono le pattuglie di polizia, carabinieri e municipale in circolazione. Qui la gente va in giro, passeggia indifferentemente, non si preoccupa di nulla. Non c'è controllo. Senza sosta la corsa in farmacia a caccia di mascherine. Devo andare in ospedale a fare una visita, è la terza farmacia che sto cercando una mascherina, per quell'ora che sto dentro là. Dottoressa, ci sono mascherine? No, non ne abbiamo più, quelle che abbiamo ce le laviamo, ce le disinfettiamo la sera prima e il giorno dopo le riutilizziamo. Cosa consigliate in questo caso alle persone che vi chiedono i disinfettanti? Allora, bisogna lavarsi le mani con il sapone e l'acqua calda, ma lavarsi cantandosi la canzoncina da 1 minuto. Allora noi ci fermiamo qui, avete sentito un po' quali sono le notizie che arrivano da Treviso e dal Bellunese, tra pochissimo le previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. Tempo dinamico, come è consueto del resto che sia nel mese in corso. Venerdì 13 marzo non si esclude infatti una lieve instabilità. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso e coperto dappertutto e sarà possibile anche in giornata qualche piovasco, specie sui monti del Bellunese. Sarà in genere invece più asciutto altrove. Temperature minime tra 1 e 9 gradi, massime invece tra 14 e 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo risulterà molto nuvoloso, vedete, su tutti i settori, con occasionali precipitazioni in genere di debole intensità. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime tra 14 e 15 gradi. Condizioni di bel tempo invece sul Trentino Alto Adige, dove sarà maggiormente soleggiato. Temperature minime sui 3 gradi, massime decisamente calde fino a 20 gradi all'incirca.
Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.